Amici di Sportissimi, un saluto dal vostro caro Marco Genduso qui per commentarvi la giornata numero 6 del campionato di Serie C2 che vede scendere in campo il Palermo Futsal Club e il Sicilia Futsal. Oggi non è il campo di casa, però potremmo anche dire che lo sia per la formazione allenata da mister Natale Gentile, perché oggi non siamo qui al Tocia Stadium, il campo che solitamente ospita le gare di questa formazione, lo fa ormai da 4 anni, da quando abbiamo iniziato a commentare proprio questa squadra, quindi dall'inizio della storia di questa formazione. Però il Sole 2 ha una storia e potremmo anche dire che ha un valore affettivo per i ragazzi rosanero non indifferente, in quanto è il campo che tante volte li ha accolti in questa stagione, ma anche chiaramente nella passata, e così via, a andare anche un po' a ritroso nelle passate stagioni per preparare al meglio le partite. Dunque non è il campo di casa, ma è come se lo fosse per i rosanero, che oggi scendono in campo con il completo in maglia rosa e poi pantaloncini e calzettoni bianchi. Si posizionano anche a favore di telecamera. Questo chiaramente non è stato chiesto, ma lo ringraziamo, il direttore di gara, il signor Davide Grasso, che adesso farà scorrere i giocatori. Vediamo chi verso sinistra, verso destra, chi inizierà il giro. Nel frattempo noi presentiamo subito i due capitani. Partiamo dalla squadra ospite, Giulio Evola, fascia da capitano al braccio, numero 8. D'altra parte invece il capitano credo che lo conosciate un po' tutti, lo conosciamo tanto bene perché abbiamo commentato tantissimi gol in maglia rosanero, ma non solo, perché ne ha anche fatti tanti verso tutta la sua carriera. Stiamo parlando chiaramente di Vito La Fiore, che oggi è chiamato a tante risposte. Dopo una partita forse non brillantissima contro il Favignana, adesso Vito La Fiore deve fare la differenza, può fare la differenza ed è chiamato a farla proprio da questo pomeriggio contro il Sicilia Futsal. Nel frattempo noi continuiamo con, prima di dare i dati e le informazioni di questo match, partiamo subito con i convocati rosanero, con i presenti oggi in campo, perché tra i pali vediamo Francesco Faia, ma anche Giovanni San Martino, un portiere molto giovane, ma nel frattempo noi non sentiamo Filippo Alario. Non bisogna mai parlare sopra questo rito iniziale di Filippo Alario, che come sempre tiene unita tutta la squadra, il team manager, ma non solo, il tuttofare, il direttore numero 1, come viene anche chiamato dai suoi ragazzi, la persona che fa veramente di tutto per questa squadra, e anche l'urlo prima di cominciare, poi esce dal campo e si mette tra gli spalti a tifare. Ma nel frattempo c'è una novità, vediamo. No, tra i pali va Faia, dunque Franco, Chinnici, Fiorentino e La Fiora. Questo è il quintetto di mister Gentile. Sembrava che Alario stesse partendo dal primo perché era in campo, invece è stato un abbraccio verso i compagni. Panchina anche per Lopez. Dall'altra parte invece vediamo Evola come centrale, in porta Calogero Liuzza, un portiere molto forte, lo conosciamo tanto bene. Anche lo scorso campionato è stato uno dei migliori portieri dell'intero girone. Poi vediamo Totta con la 7, con la 10 Nicola Sparacia e con la 19 gioca Vincenzo Leone. Queste dunque le scelte anche da parte del tecnico avversario, che quindi sa bene che oggi può essere una partita importante e sceglie un quintetto che lo è altrettanto. Inizia dunque la sfida. Fiorentino subito invita Nazareno Franco verso Chinnici, che col mancino la controlla come sempre. Fiorentino poi sbaglia il controllo, poi rifila anche un calcio, in questo caso a Totta. Poteva anche starci forse un calcio di punizione, non per il signor Davide Grasso, che invece era molto rapido e non lo ha sanzionato. Dunque Chinnici, ecco Faia va subito lungo a cercare i compagni posizionati più in alto, più lungo anzi, non ha però trovato nessuno, e dunque rimessa subito con Liuzza verso Evola. Leone, ancora Evola, vediamo il centrale Totta, l'uomo forse non vorrei dire più importante, perché significherebbe forse anche un po' screditare gli altri chiaramente, ma è forse quello più influente nelle zona gol, perché quello è anche un dato abbastanza chiaro. È iniziato già molto bene il campionato. Franco 1-2 con Chinnici, calcio verso la porta con la punta, Liuzza chiude per la palla in lì, Franco apparecchia per La Fiora ed ecco il primo gol. Lo stavamo chiamando, Vito La Fiora la sblocca dopo 1 minuto e 10 secondi del vantaggio rosanero. Chi se non il Leone? Vito La Fiora. L'avevamo appena detto, serviva che forse mandasse delle risposte. Vito La Fiora lo fa e vuole anche sentire il pubblico, non lo sente, dice
con la prossemica, con il suo corpo, però ciò che sicuramente si è visto, si è sentito è che la porta si è gonfiata ed è 1-0, gol di Vito La Fiura. Per lui è il terzo gol in campionato, 3 gol, 2 assist. Non ha iniziato male la stagione il capitano rosanero, ma diciamo che ce l'aspettavamo che potesse fare dei numeri importanti. Nel frattempo c'è qualche problema perché il direttore di gara ha fermato un attimino il gioco perché sa e vede soprattutto che c'è una porzione di campo, insomma, che non è, possiamo dire, ottima. Utilizziamo un po' questo aggettivo. Non è ottima sicuramente, quindi Liuzza probabilmente nel tiro di La Fiura è stato anche forse ingannato da quello che è stato il pallone che è passato da lì, probabilmente forse non si era accorto prima di questo, viene un po', non è felicissimo Liuzza, però sicuramente vediamo se avrà influito chi a casa ci sta seguendo sui canali di Sportisili. Ricordiamo sempre in esclusiva tutte le partite dentro e fuori casa dei rosanero allenati da Mister Gentile. Potrà chiaramente tornare anche indietro e verificare se effettivamente è stato influente o meno nella conclusione di La Fiura. Nel frattempo si ritorna in campo con Evola, tunnel sulla Fiura, tocca Chinnici, La Fiura con l'esterno, Fiorentino, Lorenzo Chinnici la tiene molto bene in campo. In precedenza è stata sua l'azione insieme a Franco che poi ha viziato il gol di Capitan La Fiura. Chinnici rischia tanto che c'è la pressione alta da parte di Totta. Poi Fiorentino allontana, spazza come può la palla, termina in rimessa laterale. Fiorentino, Chinnici va incontro, sono loro due i più difensivi adesso. La Fiura vuole una giocata molto complicata, ci ha provato, è in fiducia Vito La Fiura che non ha segnato, ricordiamo, nel match contro il Favignana, però vuole sicuramente farlo quest'oggi. Nel frattempo non vi abbiamo presentato la classifica, ma non è stata una dimenticanza, ma volevamo raccontarvi anche altro, ne approfittiamo adesso in un momento di stacco dove queste squadre si stanno anche un po' studiando per parlare un po' della classifica. Dicevamo il Palermo, tanto Leone calcia verso la porta con Nefaia che era comunque lì. Torniamo quindi verso la classifica perché i rosanero sono al momento al primo posto in classifica con 12 punti, 24 gol fatti, 16 subiti. 16 subiti sono anche quelli della formazione ospite, ovvero del Sicilia Futsal, che ha subito gli stessi gol dei rosanero e sono entrambe le quattro migliori difese. In realtà bisogna aggiornare un attimo i dati perché sono 17 gol subiti per quello di La Fiura, così come i gol fatti di rosanero sono 25 ed è il secondo miglior attacco del campionato. Meglio ha fatto soltanto l'Altofonte con 26, ma deve chiaramente giocare in campo quest'oggi. Fiorentino, buona palla verso la Fiora, Liuzza chiude, poi Franco cerca la porta, molto complicato, ci ha provato Franco, tra gli applausi comunque da parte del pubblico presente, sempre non soltanto al Toccia ma anche alle Sole 2, c'è tanta affluenza di pubblico. Questa non può che essere una buona notizia per il rosanero perché può vantare di tante persone che stanno un po' al loro seguito e quindi li incitano durante il match. Chinnici, Franco, c'è la pressione di Leone, vediamo al momento un Sicilia Futsal con una linea abbastanza alta. Fiorentino il dribbling su Totta, passa ma non nel secondo momento perché l'ultimo tocco è proprio del calciatore in maglia numero 27 che si è presentato molto molto bene all'esordio in maglia rosanero. Ricordiamo la doppietta contro l'Altofonte con il tris sfiorato veramente per centimetri. Poi Leone riceve il pallone, calcia, faglia, chiude sul primo palo, ma qui una brutta disattenzione difensiva da parte di rosanero che poteva costare carissimo a Mister Gentile. In questo caso Leone ha graziato, poi la Fiora prende un calcio, però era un po' lo stesso di prima con il Fiorentino che dopo 20 secondi aveva riffiato lo stesso calcio al suo avversario. Dicevamo quindi come il risultato sia di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, ma siamo sicuri che lo fate fin dal primo minuto. Nel frattempo nessun uomo si sta riscaldando. Franco scambia con Chinnici, finta, va sul mancino, sfida in questo caso nel duello sparacia, però non c'è fallo, dunque si continua con questa rimessa laterale con Evola che va rapido da Leone.
Evola. In panchina per il Sicilia Futsal al momento Interisano, che è uno dei giocatori anche qui più interessanti, molto rapido, grande intensità, buona tecnica di base. Insomma, un giocatore che sicuramente potrà impattare nel secondo tempo, se lo augura. Chiaramente la squadra ospite Faia va a lungo con le mani a cercare la Fiora, campo troppo lungo, troppo corto e dunque palla fuori. Liuzza per Totta, non si è ancora acceso il numero 7, l'ha fatto in precedenza con un'occasione, ma poi poco più. Adesso sbaglia anche Sparacia e dunque rimessa, anzi no, la palla non è nemmeno uscita, con Faia che va subito dalle parti di Fiorentino, poi Franco, Chinnici, si inserisce Fiorentino, la Fiora va incontro, Suola, sempre Lorenzo Chinnici cerca l'imbucata verso Franco, pallone viene deviato, sarà dunque rimessa laterale. Va in mezzo Fiorentino, poi la tocca con Liuzza che da pochi passi chiude tutto, ma grande occasione qui con la rimessa battuta rapidamente dalla Fiora. Totta, dopo un buon dribbling si crea quella porzione di campo che forse non aveva trovato nei primi 7. Evola, la pressione di Chinnici, poi blocca addirittura la mano, con le mani, anzi Lopez in panchina. Evola. Totta. Mister Gentile chiama la pressione molto alta, lo sentite, infatti nonostante la distanza sentiamo perfettamente il virgolettato di Mister Gentile. Franco va incontro la Fiora, lui preferisce andare però da Lorenzo Chinnici e sbaglia il tocco, il 10, errore non è da lui, palla ancora dentro, lotta Chinnici con Sparacia e l'ultimo tocco è proprio di Lorenzo Chinnici del 10 rosanero e dunque calcio d'angolo con la Fiora che lo tocca di testa, poi Totta allo spazio, Totta lo fronteggia la Fiora, nel frattempo è alzato Pisani, lui che ha iniziato invece le ultime partite da titolare, oggi invece scivola in panchina, ma sarà sicuramente qualche tattica. Leone col tacco, per Evola cambia tutto, Sparacia sbaglia il tocco, la Fiora rallenta forse un po' troppo il gioco, poi allarga verso Franco, era una buona idea questa, forse non è realizzata al meglio, ma ci ha provato e dunque Evola. Leone, nel frattempo è arrivato anche Catania, che ricordiamo però uno degli assenti quest'oggi per infortunio prima del match contro l'Altofonte. Tanto Franco intercetta il pallone per qualche istante, poi la Fiora è anche molto duro, le riesce anche a rubare. Franco apparecchia per Fiorentino, finta con sinistro destro, Fiorentino! Palla fuori, non di molto, ma grande azione del Palermo, che è stato vicinissima al raddoppio con il Fiorentino. È uno schema a cercare la conclusione di Chinnici, Liuzza ancora respinge, poi il contropiede con il Fiorentino che mette il fisico e non permette a Sparacia di avanzare ed è anche calcio d'angolo. Non è d'accordo Fiorentino, così come Mister Gentile, però sembrava abbastanza convinto il signor Davide Grasso e dunque calcio d'angolo. Tutta corta a cercare Evola, se calcia con la punta, calcia sicuramente non benissimo, però era buona l'idea di calciare con la punta, corpo troppo all'indietro. Franco 1-2 con Chinnici, funziona sempre quest'asse, Franco e la palla non finisce in porta, ma c'è la Fiora che stava chiedendo questo pallone, infatti l'abbiamo sentito urlare Nazza per dire passami questo pallone, così non è stato, palla fuori. Questa è la seconda occasione per Franco che ha sbagliato. Nel frattempo si ritorna indietro con Sparacia. Palla centrale, Totta, raddoppio, riesce comunque ad essere contenuto. Franco guadagna il possesso, poi va giù, scontro con Leone, ma si continua. Fiorentino, poi col tacco addirittura il 10 Sparacia a non fare passare Fiorentino, che con la sua solita finta ha provato ad andare. Scarica sulla Fiora, la tiene lui, Franco. C'è Chinnici, sovrapposizione, la Fiora la tiene, si gira bene, calcia verso la porta, come si era girato bene quel capitano. Liuzza però sul primo palo, è stato bravissimo. E dunque calcio d'angolo per il rosanero con Fiorentino che chiama uno schema. La Fiora si inserisce, palla rimane lì, Fiorentino prende una pallonata. Sarà quindi rimessa.
Vediamo la Fiora sul punto di battuta. Nel frattempo non si riscalda nessuno. Pisani però sta camminando. Chissà che non possa entrare. No, semplicemente sta andando a bere. Chiedevamo potesse essere un movimento per riscaldarsi. Fiorentino mette in mezzo. Viene murato però. E Fiorentino ancora. Faglia. Franco la tiene dentro, c'è la Fiura, ancora Franco apparecchia per la Fiura, anticipato da Interisano che infatti dicevamo è un giocatore più pericolosi, salta Franco, mette dentro e poi la tocca probabilmente Chinnici, non ci è arrivato Totta ma grande occasione. L'avevamo effettivamente detto con Alfonso Interisano che è uno dei giocatori più pericolosi ed effettivamente così è stato. Totta con Franco fa un grande lavoro anche in fase difensiva, si becca una porzione di applausi. Nel frattempo intanto sta per entrare Pisani al posto di Fiorentino. Buon inizio per Fiorentino, per lui un'occasione importante però divorata. Chinnici rischia tanto su Totta, guadagna anche il calcio di punizione. Questo è il secondo fallo da parte della squadra ospite. Pisani, la Fiura, palla di ritorno per Pisani, lotta con Totta, non c'è nulla per il direttore di gara, si continua. Poi la Fiura mette dentro, la tocca Interisano e si riparte con Sparacia, fa tutto solo, si complica tanto la vita, forse cercava un tocco da parte degli avversari per guadagnare o una rimessa laterale o magari un calcio di punizione, così però non è stato e si è portato la palla fuori. Pisani per Chinnici, c'è il taglio sia di Franco che di La Fiura, palla che però non è arrivata dai piedi di gente in maglia rosa-nera. Nel frattempo Liuzza con il quinto di movimento, tattica molto importante nel mondo del calcio a 5 e rosa-nera infatti la difendono di consueto con il 2-2. Totta, Liuzza, non sbagliano, Evola, Liuzza ancora esce, Pisani la tocca e vediamo se sarà una soluzione che vedremo per diversi momenti della partita. È stata fatta adesso. Nel frattempo Chinnici colloquia con il signor Grasso, dice di stare parlando attualmente con il proprio compagno, dunque non con l'arbitro, però non capiamo per quale motivo. Intanto Evola da centrale, buona palla su Leoni, su Sparacia, chiedo scusa, che Leoni è uscito per Interisano, palla dentro, Faglia con i pugni, fa una grande chiusa per la Fiura, Pisani la tiene lì, Franco, se punta, lo salta nettamente, Franco ancora può puntare la porta, Franco poi cerca il tocco verso Pisani, ma questa volta non si sono intesi, con la Fiora che però pulisce il pallone e lo consegna nuovamente al cervello di questa squadra, ovvero Lorenzo Chinnici. Franco, gara al momento molto corretta quando sono passati praticamente 15 minuti. Pisani verso il centro, rischia tanto, scambio con Lorenzo Chinnici, Interisano non lo vuole fare passare, ma Lorenzo Chinnici con prepotenza lo fa. Poi apparecchia per Pisani che avanza, può calciare, va sul destro, può calciare, Pisani va giù e qui Totta si becca anche il cartellino giallo, effettivamente corretto, poteva arrivare, Pisani probabilmente saltando lo avrebbe calciato con tutta la potenza verso la porta difesa da Calogero Liuzza e dunque la scelta di Totta ed è effettivamente anche corretta perché da lì ha fatto probabilmente la scelta migliore. Possiamo che essere effettivamente d'accordo. Nel frattempo si scalda anche Salvo Interisano, dovrebbe essere sì. E andrà forse la Fiura con Pisani che infatti è chiamato da mister Gentile ad andare al palo. Nel frattempo si scalda anche Gennaro e forse questa potrebbe essere l'ultima occasione per Capitan La Fiura, che al momento ha iniziato bene la partita con un gol, ha avuto un'occasione, l'ha sfruttata anche bene, poi con l'immagine ne ha avuta un'altra, ma più complicata, con una buona parata di Liuzza. Nel frattempo sistema sul palo Interisano, anche Totta. È uno schema per Franco! Schema perfetto! Con il passaggio di Lorenzo Chinnici col piattone, questa volta non sbaglia, Nazareno Franco fa 2-0 ed esulta con i compagni. Schema riuscito alla perfezione, ci aspettavamo tutti il tiro di Vito La Fiura e invece no, perché mister Gentile da stratega, da persona
amante della tattica, lo conosciamo tanto bene mister Gentile, ha creato uno schema, lo ha fatto realizzare ai suoi ragazzi e devo dire che l'esecuzione è stata anche perfetta. Dunque 2-0 Franco e la Fiura, questi i gol al momento dei rosanero. Franco avanza sulla fascia ma la Fiora non lo segue, i Pisani per lui ma non ci riesce e dunque per Franco questo è il terzo gol in campionato e dovrebbe essere anche il quarto assist perché è stato lui a passare il pallone a Vito La Fiura. Dunque dei numeri incredibili per l'ex giocatore del Pioppo che continua a stupire tutti. Poi buona giocata, Totta salta tutti, palla dentro e la tocca subito in porta Interisano, 2-1 la riaperta nelle mismatch con Franco, lo vince lui e riapre la gara dopo il raddoppio rosanero. Nel frattempo chiama il cambio mister Gentile con Gennaro pronto ad entrare, si è levato pure la pettorina al passo di Vito La Fiura. Chinnici per La Fiura, la controlla molto bene, palla verso Pisani, la controlla, poi cerca il dribbling, chiuso da Totta, molto bene, autore di un assist, il 7. Pisani per La Fiura, la tiene lì, poi Interisano, lui apparecchia nuovamente da Antonio Pisani, ex Isola Veco, anche Palermo calcio a 5. Chinnici rischia tanto ma gli riesce questo dribbling e poi Franco, buona palla, va sul destro, potrebbe anche calciare, vediamo cosa fa, si complica tanto la vita, poi l'ultimo tocco, la palla non va nemmeno fuori, diciamo l'ultimo tocco era proprio del numero 8 avversario, ovvero Evola. Poi Chinnici di testa cerca Franco, la tocca poi La Fiura, cerca la porta anche lui, Pisani, palla di Manelli, La Fiura prova con il mancino, non riesce e Liuzza quasi se la prende con i compagni a dire perché non salite. Fuori La Fiora, dentro Gennaro, vediamo come si comporterà al momento il miglior cannoniere stagionale, 5 gol in 5 partite. Chinnici come sempre passa, poi Gennaro la tiene lì, vince però Evola in questo caso che non gli permette di alzarsi, di girarsi. Adesso un fallo rosanero, 3 per gli ospiti, direttamente da Castelvetrano, una trasferta lunga per loro. Pisani poi restituisce il pallone, sportività. Interisano. Evola cerca il tocco centrale, non riesce. Pisani con la suolata, poi Mancino non riesce a fare passare il pallone verso Gennaro, poi Chinnici con la palla in cassaforte si accontenta della rimessa laterale. Poi il tempo forse, fa tempo dentro Fiorentino, fuori Franco. Adesso vediamo quindi Fiorentino, Pisani, Gennaro e Chinnici, tanta tecnica in campo, poi conclusione da fuori tentata da Interisano, palla fuori, non un buon tentativo. Faglia per Gennaro, sbaglia il controllo, non un buon inizio per il 22, poi Fiorentino viene contrastato dal 14 con l'ultimo tocco che è proprio del 27 e dunque rimessa Sicilia Futsal. Poi conclusione da fuori con Faglia che Vaggio la blocca, prima con il petto forse l'ha toccata, intanto Evola allunga il campo Interisano, Chinnici mette giù con le leve lunghe, Pisani ancora, Evola in anticipo, buon lavoro, Evola ancora si allarga, poi prova a calciare, cerca di metterla in mezzo ma non ne riesce per il raddoppio di Pisani insieme a Chinnici, poi il passaggio verso Gennaro, un'intesa che al momento non sta funzionando, quella tra i due che invece ha ben fatto a Favignana, così come nelle altre sfide. Nel frattempo si riscalda anche Nicchia, forse al posto di Pisani potrebbe entrare. Fiorentino è entrato adesso, dunque ipotizziamo quelli che potrebbero essere i cambi di mister Gentile. Nel frattempo si ritorna in campo con Interisano. Poi Pisani ferma il
suo diretto avversario, torna dietro da Gennaro, Chinnici. C'è Totta che va a pestare molto alto, Chinnici però fa un grande lavoro, perché deve anche nel calcio di punizione, ma non arriva per il diritto di gara. Fiorentino centrale, rischia tanto, Pisani, poi Evola, Gennaro, si lavora tanto su quella porzione di campo, Gennaro non riesce ad autolanciarsi. Forse ci stava un fallo di Totta qui. Faglia per Pisani, gamba altissima di Interisano, così come quella di Pisani, dunque non è gioco pericoloso da nessuna delle due parti. E l'ultimo tocco però è stato di maglia azzurra e dunque rimessa rosanero. Pisani sbaglia ancora una volta il tocco, non un buon inizio per Pisani che infatti lascia il campo. Al suo posto ecco Alessandro Nicchia, assente nell'ultimo match con Favignana, ma che ha fatto veramente tanto bene negli ultimi incontri. Poi conclusione di Interisano, blocca Faia, dicevamo Nicchia, per lui 4 partite, 2 gol e un assist. Gennaro, palla illuminante per Fiorentino! E non sbaglia col tocco morbidissimo, ma che palla gli ha dato Gabriele Gennaro! E poi gol perfetto, 3-1, abbraccio in panchina. Gol bellissimo da parte di Rosanero con Emanuele Fiorentino che è freddissimo sotto porta con questo tocco morbido. Intanto Totta, deviazione di Chinnici con la zona lombare. Evola riceve il pallone, scarica ancora su Interisano, si gira, poi va a calciare verso la porta, tocca per poco che basta Fiorentino per dargli fastidio ed effettivamente poi lui calcia fuori. Poi Fiorentino mette un po' in difficoltà Chinnici che stava invece allargando per dare ovviamente un appoggio migliore. Evola Interisano, intercetta Gennaro, Interisano non riesce col fisico, riesce a passare Gennaro che giocata, Gennaro di potenza, calcia addosso Liuzza, però anche qui poteva fare sicuramente di più, ovvero darla a Fiorentino o forse anche a Nicchia. È rimessa tale, però viene chiamato il time out e dunque c'è un piccolo momento per rinfrescarsi. I giocatori oggi nel clima nuvoloso, come potete benissimo vedere, non c'è molto caldo. 3-1 il risultato, perché si fosse sintetizzato adesso, mancano 6 minuti, poi in realtà un altro da recuperare. Al momento non si sta riscaldando nessun altro, vediamo se ci sarà spazio per Vivarelli o magari anche per Danilo Lario, così come per Lopez. Un po' più difficile spazio invece per il secondo portiere che è San Martino. Diciamo che un cambio in porta è sempre complicato. Nel frattempo mister Gentile sta parlando con i suoi ragazzi. Al momento Gennaro si è sicuramente rifatto con quel grande assist e anche il secondo della sua stagione, però forse in precedenza ha avuto anche una ghiottissima possibilità di segnare che però non ha sfruttato, potendo forse, anzi cambio il verbo modale, dovendo passarla in questo caso. Intanto Nicchia prova col tacco, l'ultimo tocco di Interisano. Andrà Fiorentino, la che rimane lì Fiorentino, però era già fuori e dunque ancora corner con lo stesso Fiorentino che andrà a battere. Battuta sbagliata, poi il dribbling di Totta sempre molto rapido in mezzo a due, forse ci sta un fallo e infatti se non l'aveva segnalato il direttore di gara, l'ha segnato forse dopo. E Gennaro chiede di rimettere il portiere. Nel frattempo si gioca col quinto di movimento con Sparacia e dunque quando si è al minuto 26 di gioco già vediamo il quinto di movimento, vediamo se riuscirà a sortire quegli effetti sperati da parte della formazione di Castelvetrano o invece no. Vediamo, Evola parecchia, forse non benissimo, ma infatti sbaglia in questo caso Leone con i rosanero che non hanno fretta di battere ma che avrebbero potuto e dovuto, e al momento però non va Liuzza in porta. Ed effettivamente in questo caso ha ragione Sicilia Futsal, perché si ritorna con un possesso.
Leone centrale verso Evola, c'è largo sempre Leone ma lui va da Totta, sempre Evola, Totta 1-2, la difende bene però la squadra rosanero, vediamo come se la giocherà questa occasione il Sicilia Futsal con Totta, parecchia ancora verso i compagni, un giro palla difensivo, anzi offensivo, lungo, poi cerca la conclusione Nicchia, quasi anticipa, poi Fiorentino cerca la porta con Evola che si sostituisce al portiere, palla però che sembrava ampiamente fuori e dunque si continua con questo quinto di movimento, la tocca verso Totta che potrebbe pensare a una conclusione, vediamo. Guarda che invece il gioco saggiamente Interisano, Chinnici ruba il pallone, scivola Interisano, Chinnici per Nicchia, può cercare la porta, Nicchia va giù ed è calcio di punizione. È già ammonito ed è cartellino rosso per Totta. Cartellino rosso per Totta. Il regolamento sicuramente parla chiaro, l'espulsione è giusta, però in entrambi i casi Totta non aveva fatto falli cattivi, quindi fallo è giusto, però non ha fatto interventi brutti, ha fatto 2 falli soltanto, però in entrambi i casi erano chiare occasioni da gol, dove Nicchia avrebbe potuto calciare praticamente a porta vuota, c'era in realtà un avversario da battere, ma non era un portiere di ruolo, era un difensore messo in porta, insomma probabilmente Nicchia avrebbe segnato quel gol, quindi la decisione del direttore è stata per questo, dunque ammonire Totta, che però è stato molto sfortunato perché era l'unico giocatore ammonito e probabilmente l'unico che non avrebbe dovuto fare questo tipo di intervento. E dunque calcio di punizione, ritorna in porta per Oliuzza perché adesso sono in 4 gli ospiti, andrà Fiorentino. Adesso ci sarà un altro schema perché vediamo anche che Nicchia lo sta guardando quasi a dire dove mi devo posizionare, Lorenzo, mi fido di te. Non ha parlato ma l'avrà pensato. Fiorentino, infatti uno schema per Chinnici, Liuzza perfetto, poi Interisano con il fallo su Interisano da parte di Fiorentino, però non è d'accordo Evola, che infatti dice ai suoi compagni di non sbagliare più, pressione molto alta, Nicchia intercetta, torna dietro da Chinnici, poi predica calma mister Gentile con il Fiorentino che va vicino, si sovrappone, lo fa adesso Chinnici, palla incollata sul mancino, apparecchia Gennaro, cerca il passaggio in mezzo, palla che non arriva lì, poi è fallo di Gennaro ed è anche giallo per Gabriele Gennaro per proteste. Non abbiamo capito il fallo di Gennaro, forse una spinta, probabilmente era l'unica possibilità, anche poi non c'è stato sicuramente un tocco con i piedi. Interisano, Nicchia con il petto, aggancia benissimo, se punta ma sul mancino, Nicchia, il palo, lo stava per fare bellissimo qui Alessandro Nicchia. Poi si continua con Leone, doppio passo, però Fiorentino e Chinnici decidono di avere altri pensieri in questo caso. Nicchia aveva fatto veramente una grande giocata, aveva pure colpita bene. Sono il palo di noi a negargli questa possibilità, va giù Leone, ma si continua, adesso è un 4 contro 2, 4 contro 3, adesso Chinnici apparecchia per Nicchia che c'è il secondo palo verso Gennaro, adesso iniziano ad essere veramente tante le occasioni sprecate per i rosanero. Chinnici in momenti dovrebbe entrare, tanto Gennaro cerca un mix tra un passaggio e un tiro, poi tiene botta molto bene, nel tempo si è ripristinata anche l'equità in campo dal punto di vista numerico. Chinnici, sono 4-4 i falli al momento, non crediamo di poter assistere a qualche tiro libero perché manca veramente pochissimo. Nicchia, manca un minuto, dunque Fiorentina, buon dribbling, salta tutti, poi scarica verso Nicchia che cerca una finta contro finta, poi l'ultima a toccare anche Nicchia, ci ha provato in fiducia il 17 che è entrato molto molto bene in partita, forse anche meglio rispetto a Pisani che gli ha lasciato il posto. Gennaro per Fiorentino, poi la palla ancora lì, Gennaro è durissimo, poi Ruleta tentata
ma non è realizzata da parte del 22, e l'ultimo tocco è proprio di Gennaro, che abbastanza ironicamente dice al direttore di gara di non essere d'accordo. Evola, la tocca a Fiorentino, mancano 20 secondi alla fine della prima frazione, risultato di 3-1, tante occasioni per Rosanero, però come è stato anche col Favignana un po' sprecate. Mancano 10 secondi, c'è ancora spazio per un'ultima occasione per gli ospiti con Evola. Gennaro va a murare e poi va bene così, perché dopo 32 minuti fece il primo tempo con il risultato di 3-1. Era molto molto divertente, ci stiamo sicuramente entusiasmando a commentarla, perché vediamo due grandi formazioni che al momento stanno giocando tanto tanto bene. C'è anche stato un rosso per Totta, molto sfortunato, perché sono stati due interventi giusti sicuramente da quanto riguarda la sanzione, però non cattivi, e quindi viene anche un po' dire tanta sfortuna per questo giocatore che si è trovato a fare quel tipo di falli, quel tipo di interventi, sicuramente, ripeto, non cattivi, ma che corretti da parte del signor Davide Grasso, che al momento manda le due squadre all'intervallo, risultato di 3-1. Noi come sempre vi ricordiamo di rimanere qui connessi, perché solo qui sui canali di Sportiseri il secondo tempo della sfida. A dopo. Distanza di 8 punti titola testa coda, ma le vittorie di settimana scorsa titolano salute per entrambe. Amici di Sport Sicily, buon pomeriggio dallo stadio Licauli di Piana agli Albanesi. Settima giornata del campionato di eccellenza siciliana Girone A. Un buon pomeriggio da Federico Aldarà sotto la pioggia dello stadio Licauli. Scendono in campo San Giorgio Piana e Casteldaccia. Pallone alzato in direzione di Moccero, poi contenuto bene Sferruzza, Bisconti contatto e l'arbitro indica subito il dischetto. 4 minuti 37 secondi, prima svolta della gara. Sferruzza contro Lamin. Rincorsa di Giovanni Sferruzza! Aveva intuito Lamin Sissé, ma non basta. Il Casteldaccia va in vantaggio dopo 6 minuti col suo numero 10, Giovanni Sferruzza, ed esultanza in panchina, perché questo ovviamente è un gol pesantissimo. Una partita in meno, adesso sta giocando la sesta, ma comunque una partita in meno rispetto alle altre. Cross in mezzo! Interessante di Miliziano a cercare la testa di Scalisi, che si è inserito perfettamente arrivando da dietro. Ovviamente Chinnici che batterà la punizione, rimangono dietro cintura e buona Mason. Sinistro di Chinnici sul primo palo, Scalisi prolunga! E prende l'incrocio dei pali, è andato di nuca. Spizzata di Moccolo per Sferruzza, che prende posizione, si gira ancora Sferruzza. Sferruzza! Fa 2-0 su un'altra mezza dormita della difesa del San Giorgio Piana. Doppietta di Giovanni Sferruzza, che prima è esultato con la panchina, adesso non si contiene più. Lancio di Sissé dalle parti di Maltese, male abbatte, poi espone Miliziano. Maltese entra in area, Maltese! Marra con un miracolo, poi Miliziano ha colpito Maltese, poi ancora la palla vagante in aria, buona Mason, forse con un braccio, sì. Occhio al movimento di Maltese che è scappato alle spalle di D'Amico, ci arriva Maltese, pallonetto di Maltese! Ha salvato Raia sulla linea. C'è anche Bisconti. Va Bisconti! Che ha calciato molto bene. Facci posizione. Se ne incarica sempre Chinnici, occhio col tatto in aria, Bisconti! Ma cosa ha preso Marra? Tuschi, sombrero, ottimo, e poi pallone spinto in avanti. La cerca della corsa di Sferruzza, che è un po' di campo, la porta antitesta, arriva in aria, rientra Sferruzza che ha perso attimo, si appoggia su Moccero che calcia col destro. Lamin Sissé in calcio d'angolo. Pallone basso per il controllo di Moccero che Sissé. Grande intervento di Lamin Sissé. Poi la palla lì, Sinagra, specie avanti, interessante. Liga, in aria, Liga, Marra è intervenuto. Palla ancora lì, intervento regolare di Marra, Balisteri si è girato, poi Scalisi da fuori. Sul fondo di poca occasione San Giorgio. Doppia barriera enorme del Casteldaccia. Vediamo chi va. Parte Chinnici! Ma dove l'ha messa? Nel 7! Perfetta la punizione di Giorgio Chinnici, secondo gol consecutivo, una pennellata, 1-2. Lo affida a Liga,
chiamano il fuorigioco, non c'è, cross di Liga verso Balistari di Marra con un pugno, palla lì, Sinagra! 2-2, l'hanno rimessi Alaimo, l'hanno rimessi in piedi, gli uomini di Filippo Chinnici con tutto il cuore, 2-2 su una palla vagante in aria. 2-2 fra San Giorgio e Casteldacci, il San Giorgio l'ha ripresa, resta in parità e la vuole addirittura vincerla, spinto ai tifosi, passa sul secondo palo, a cercare Iantus! Sul fondo di niente, ha messo una palla d'oro, Giorgio Chinnici. Iantus, Pucci tappa il buco, non basta perché si aspettò l'intervento di Fuschi, però ancora Pucci, a fare la spadaccina, spina avanti su Sferruzza, che manda a invertire il pallone stanchissimo, posizione quella di Graziano! Potente sull'esterno della rete, ma aspetta ancora tanto e dice che basta così. È 2-2 fra San Giorgio Piana e Casteldaccia e gli applausi e gli cauli sono la cosa più bella, perché un Casteldaccia romantico nel primo tempo con la doppietta di Sferruzza che aveva portato in vantaggio i suoi dopo 4 minuti su calcio di rigore, poi aveva raddoppiato su un errore della difesa del San Giorgio. Il Casteldaccia sta per compiere un'impresa 2-0, ma il San Giorgio in difficoltà ma con tanta sfortuna anche nel primo tempo è riuscito a ritrovare la via giusta, il calcio che vuole Chinnici. Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima sfida, il risultato di 3-1. Vi mostriamo come sempre il nostro tabellino, poi vi ricordiamo che il cronometro inizierà a scorrere all'istante in cui ci sarà il primo pallone toccato. Nel frattempo Lopez sta continuando il suo riscaldamento e probabilmente lo vedremo in campo in questo inizio, qualcosa che abbiamo già visto tante volte con Mister Gentile, che vuole fare rifiatare il cervello di questa formazione, ossia Lorenzo Chinnici. Nel frattempo vediamo anche Fiorentino, l'abbraccio con Lopez molto molto bello, sono tanto amici anche al di fuori del campo. Faia, Franco e La Fiura. E ci sarà spazio anche per Vivarelli e per Alario, che sono gli unici giocatori di movimento che non sono ancora entrati, oltre chiaramente a Lorenzo Lopez, ma che ha fatto il suo ingresso adesso. Dunque raccontiamo un po' quello che è stata questa partita. 3-1 il risultato, con reti di Franco, Fiorentino e La Fiura. L'altra parte invece la rete è arrivata da parte del numero 9 Interisano, che è molto bravo sul secondo palo a spedire il pallone in porta. Salvatore Interisano, perché ricordiamo sono ben due, l'altro è Alfonso, che però ha fatto anche lui una buona gara. Nel frattempo Evola è tornato anche in campo, dicevamo, quindi un po' di sfortuna per Totta sicuramente, perché è stato espulso per 2 interventi praticamente fotocopia, dove è stato costretto al fallo. Falli, ripetiamo, abbiamo anche detto durante la telecronaca in live, non cattivi, però giusti dal punto di vista del regolamento. Nel frattempo si gioca con il quinto, quindi il Sicilia Futsal continua con questo tipo di giocata, con Liuzza che va fuori. Vediamo, l'abbiamo già visto in questo match, dunque si continua proprio con questo tipo di schema. Franco, Fiorentino, Lopez e La Fiura dovranno difendere bene. Adesso inizia anche il secondo tempo con il primo tocco dunque della squadra di Maglia Azzurra. Giro palla, poi conclusione da fuori. Evola al momento il quinto. Franco va in pressione, non arriva però. Poi Evola ancora, l'ultimo tocco pure di Fiorentino. Interisano riceve il pallone, cerca un mix tra un tiro e un passaggio, trova la deviazione di Fai e quindi calcio d'angolo, con Interisano che va subito corto a cercare i compagni. Adesso Leone, Mister Gentile è quasi a controllare come se fosse un joystick la sua formazione. Fino lo vediamo infatti più avanti rispetto agli altri, ma
completare questo messa in mezzo, poi da due passi arriva il gol del capitano Evola, e fa 3-2, funziona perfettamente nel quinto di movimento. Sulla palla geniale di Interisano, e dunque 3-2, durato veramente pochissimo, 1 minuto e 25 secondi. La fase difensiva ottima dei rosanero in questo particolare schema. Nel frattempo adesso torna in porta Liuzza, poi Fiorentino, la gara è aperta veramente a tutti i risultati, però non bisogna mai fare l'errore di pensare che la gara fosse terminata, perché Siciliana è una squadra molto forte che è anche abituata a recuperare. Fiorentino, magia, nasconde il pallone col tacco, va giù, calcio e punizione. Dice di no il suo avversario, ma in questo caso Interisano. Però il calcio di punizione, dunque. Vediamo chi andrà. Da lì è complicato cercare la porta, che con da lì un destro difficile che possa trovarla. Però vediamo se effettivamente sarà così. Ma dunque la Fiura, che guarda attentamente la porta. La Fiura cerca la porta, infatti Liuzza va sul primo palo molto bene. Dicevamo, non ci aspettavamo un tiro, ma la Fiura vuole sempre sorprenderci. Lo fa ormai da diversi anni, questa infatti tanto sbaglia il tocco. Diciamo che se ormai è la sua terza stagione in maglia rosanero. Fiorentino alza il braccio, questo è chiamare uno schema, c'è vicino a lui Lopez, infatti lascia lì il possesso con Lopez che becca in pieno, però Sparacia. Si chiedeva anche un'ammonizione per non aver rispettato la distanza, effettivamente ci poteva anche stare. Fiorentino, la Fiura, Lopez di prima, Fiorentino la tiene lì, sempre molto tecnico, va verso il centro del campo, sul sinistro, calcia! Deviazione, palla in calcio d'angolo, dunque ci ha messo la testa probabilmente in questo caso Leone, che ha aiutato Liuzza, sembrava essere in posizione, però Franco, la Fiura, Fiorentino. Ancora capitano nella Fiura, cerca in mezzo Franco, palla che passa! E poi si divora il gol incredibilmente Nazareno Franco, che non crede ai suoi occhi. Poi Liuzza esce per Evola e dunque si ripristina il quinto di movimento. Va avanti dunque con Leone, sia la Fiura che Franco sono i uomini più offensivi, però anche Fiorentino lì sopra Interisano, Fiorentino, poi Franco cerca la porta, palla però sarà quindi rimessa di rimessa laterale, dunque si dibatte Leone, poi Evola fa un aggancio felice, Fiorentino per Lopez, pressione di Interisano, palla che passa, e poi da lì Evola sarà divorato, però poteva fare sicuramente di più. Franco può partire, scontro con Leone, tutto regolare, di tornare Interisano nel tunnel su Fiorentino, poi Franco lo aiuta e fa un grandissimo lavoro difensivo, poi sbaglia il passaggio, Lopez riesce comunque a mettere una pezza in rimessa laterale, ma nel frattempo la Fiera è molto arrabbiato con i suoi compagni, dice non stiamo giocando più. Effettivamente siamo d'accordo con la disamina. Si continua dunque sempre con il quinto. Evola. Poi la Fiore intercetta per un istante su Sparacia, va giù. E qui molto ingenuo però la Fiora, perché l'ha leggermente spinta, è vero, non era una spinta così tanto grossa, però Fiorentino e la Fiora adesso a copertura. Interisano mette dentro Franco di testa, palla rimane nel Lopez, spazia. Adesso i rosanero non stanno più giocando, però cerca soltanto di scaricare il pallone il più lontano possibile, però è qualcosa che non si può fare per tutta la partita, bisogna forse cambiare qualcosa. Franco intercetta, Evola può calciare con la punta, non bene, faglia.
L'anticipo di Sparacia, poi Lopez, l'ultimo tocco del 10. In questo caso ci ha provato anche Sparacia a guadagnare un calcio d'angolo, non ci è riuscito. Franco, aggancio delizioso, poi Lopez la tiene lì, di rimessa per il Sicilia Futsal. Si continua sempre con il quinto di movimento, con Evola che ha già fatto un gol. Vediamo se ci sarà spazio per un altro. Sparacia. Scambiano velocemente i ragazzi ospiti che vogliono portare a casa qualche punto oggi. Lo stanno dimostrando. Faia intanto mette le mani nel punto giusto. E calcio d'angolo, Interisano batte rapidamente, controllo delizioso anche qui di Sparacia che punta la porta e calcia. Faia adesso verso Fiorentino, avanza il 27, palla in mezzo per la fine 1-2, il Fiorentino e poi la prende. E qua c'è tanto da rivedere perché sembrava avesse presa con la mano anche nettamente. Vi invitiamo sempre a ritornare indietro voi che potete farlo chiaramente per verificare, ma sembrava così Fiorentino per la Fiura, palla che non passa. Dicevamo sembrava piuttosto netto il tocco con era sicuramente a protezione del viso, però ora sembrava con un braccio un po' troppo largo, ma dobbiamo ricordare le immagini, probabilmente presa diretta non si è capito molto bene. Franco per Fiorentino cerca il primo palo, male. Si continua sempre con il quinto di movimento, c'è molto largo Interisano che però non riceve il pallone. Sparacia. Poi conclusione murata da Lopez, tentata da Leone, poi palla ancora lì. Sparacia, si ritorna, vediamo se c'è spazio per un'altra conclusione, al momento no. Poi 1-2, Franco e la Fiora lì, pronti ad intervenire, poi sul primo palo, poi due volte, Franco la mette in calcio d'angolo, ma tanta fortuna adesso per il rosanero perché sembrava potesse entrare in porta questo gol. Poi palla ancora dentro Interisano, Faia, vediamo se calcia verso la porta e non la trova, voleva replicare. Vi ricordate, stiamo parlando chiaramente di Gianluca Perdichezzi che nel match contro il Futsal Club Monreale in Coppa Trinacria segnò un gol sensazionale dalla propria porta, facendo esplodere squadra rosanero. Intanto Franco in mezzo a due va giù, calcio e punizione. Dicevamo il gol di Gianluca Perdichezzi che se ci sta ascoltando noi chiaramente lo salutiamo affettuosamente. Interisano ha rischiato un giallo perché è stato il massimo della sportività sicuramente. 1-2 tra Fiorentina e la Fiura, attacco, poi ancora una volta Leone con la Fiura che va a guadagnarsi il calcio di rimessa laterale. Tra i palli nel frattempo Liuzza, ottimo portiere, sui gol può rimproverarsi veramente molto poco. Interisano, Fiorentino rischia tanto e Faia poi spazza, chiedevano nel calcio di punizione. Adesso si inizia veramente a giocare un po' sui nervi e non lo deve fare la squadra rosanero perché tecnicamente è una squadra molto valida. Se forse qualche cambio, vediamo, vedere un po' di freschezza. Poi la Fiera intercetta per qualche istante, palla lunga verso Interisano, Lopez alza la gamba veramente molto in alto, forse un po' troppo. Nel tempo fuori Lorenzo Lopez, dentro Lorenzo Chinnici, ma appena uscirà fuori però. Fiorentino punta a Leone, ha cambiato fascia rispetto al prima. Fiorentino lo salta nettamente, poi cercano due, non riesce. Interisano, pressione di Franco molto alta, poi Liuzza chiamato a giocare il pallone con i piedi. Lopez di testa, quasi la calcio a 11. Nel frattempo dentro Chinnici, fuori Lopez. Serviva forse un po' l'intelligenza tattica e la qualità dietro di Chinnici, però vediamo se Lopez entrerà magari nei prossimi minuti. Ha durato 11 minuti del suo riposo.
Leone, Interisano, poi ancora Faia prova la porta, prova a cercare la porta. Dentro l'altro Interisano, fuori un Interisano, dentro un altro, dunque dicevamo Leone, Sparacia, lui centrale, è partito come laterale, poi anche in versione pivot, l'abbiamo visto adesso come centrale, però sembra giocare anche meglio in questo ruolo. Nel frattempo ha fatto anche una conclusione con la punta, non è fortunata. Leone, Interisano, buon lavoro tra Chinnici e Fiorentino, guadagna il massimo, ossia un calcio d'angolo. Facciamo uno schema, palla forse in movimento, abbastanza netto, poi conclusione da fuori, brutta, da parte di Vincenzo Leone. Fiorentino, poi anticipato la Fiora da Sparacia, però non si sta riscaldando nessuno per Rosanero. Chinnici col mancino, Fiorentino sbaglia il passaggio, poi la Fiora la tocca, quel poco che basta per riguadagnare il possesso d'anticipo, ancora Chinnici. Centrale, Fiorentino col tacco, un po' troppo lezioso, poi la Fiora apparecchia verso Franco che può puntare, va sul fondo e sul destro, poi si scontra forse con Fiorentino. Non è un buon secondo tempo. Di prima Faia, anticipa anche Fiorentino. Interisano, palla che rimane, ne prende in pieno però Fiorentino. Interisano si continua sempre con il quinto uomo, Evola, Leone sul fondo, Interisano mette dentro, Faia tranquillo, poi cerca ancora la porta per la terza volta, come Gianluca Perdicchizzi, Francesco Faia fa poker, fa 4-2, le prime volte non era stato bravissimo, questa volta è perfetto, 4-2 e probabilmente anche dedica speciale per lui. Abbraccio con tutti i compagni, serviva questo tipo di occasione, serviva un gol adesso. Ed è 4-2, l'avevamo detto, Faia come Perdicchizzi. Adesso manca solo Calì che faccia un gol così. Chissà che magari non ce lo regali da qui al termine della stagione. Fate poi la Fiora prova a replicare Faia. Come Perdicchizzi, come Faia, ci vuole anche la Fiora, non va bene. Tanto l'ingresso in campo anche di Erasmo Graffeo, lo vediamo infatti in maglia numero 6, ricevere adesso il pallone, è uscito Interisano al suo posto, stava giocando male però. Sparacia, lascia lì, pallone verso Evola, poi se lo riprende, va verso il centro, poi apparecchia, Faia, quasi da difensore. Evola, poi esce sulla pressione molto alto verso Leone, in questo caso Chinnici. Evola, la Fiora la tocca, la prende, prova a calciare, non trova la porta. Adesso andrà Nazareno Franco a battere la rimessa con Graffeo in versione pivot. Fiorentino sempre molto tecnico, rischia tanto ma riesce perfettamente, poi sbaglia il tocco, questa è la cosa più semplice dopo quello che ha fatto, ma viene a rubare anche il pallone. E applausi per Fiorentino. Chinnici, gioca molto complessa con Franco che gli aveva dettato il movimento, ma non è riuscito però a farlo con i tempi giusti. Nel frattempo sarà quindi rimessa laterale con Graffeo che batte rapidamente lo stesso Leone. Sparacia, sempre Graffeo, uno dei primi palloni toccati per il 6, che è subentrato, diciamo, a posto di Interisano. Sparacia, cerca l'imbucata, scelta le Graffeo, la controlla, si chiede con un braccio, ma non c'è nulla. Franco, buon lavoro e tiene botta benissimo, poi cerca la velocità, Franco, riesce anche a saltare l'uomo e cercare anche la porta, l'aveva pure trovata, adesso trova soprattutto la Fiora! Vito la Fiora! Manita Rosanero, doppietta, è tornato, is back! Vito la Fiora, bacio, verso la telecamera.
Non sappiamo la dedica di Vito La Fiora, ma sarà sicuramente verso la famiglia, che lo sta sicuramente seguendo da casa. La moglie Elenia, i figli Sofia e Pietro. Si continua quindi con il quinto, palla dentro, Franco può cercare la porta, non bene però, poi scivolata, ci atterra lì e la Fiora poi con tanta astuzia fa toccare il pallone per ultimo a Evola. C'era qualche cambio, perché visto Gentile non sta cambiando nulla al momento. 5-2 risultato. Franco, Fiorentino. La Fiora, Chinnici scarica sul 10, poi fa finta e ritorna dietro Fiorentino. Chinnici 1-2, palla che riesce, Fiorentino se la porta lì, poi Graffeo mette il piede sul momento, anzi nel momento giusto, perché è rimessa laterale. La Fiora, si carica la conclusione, palla fuori. C'è stata anche una deviazione, non sembrava da qui. Chiedevamo che la Fiora calciasse fuori. Gli chiediamo anche scusa, non ci siamo fidati in questo caso del suo tiro. Dovevamo probabilmente. Chinnici. Tacco. Franco. Fiorentino. La Fiora scarica bene su Franco, proprio il tunnel non passa, poi palla centrale, ma Chinnici decide di avere altri piani. Poi si concede pure un dribbling. Che giocatore Lorenzo Chinnici. Fiorentino finta su Graffeo. Poi Chinnici. Centrale verso la Fiora, se la gestiscono bene. Chinnici cerca il taglio di la Fiora, una palla correttissima, poi non è riuscita, la Fiora ruba il pallone, si continua parecchia per Fiorentino e qui forse se fosse stato toccato, ovviamente sarebbe stato un calcio di rigore, Fiorentino invece l'ha saltato. Che partita però di La Fiora, nel frattempo sta per entrare Vivarelli, forse per Franco, ma anche Gennaro per La Fiora probabilmente. E Fiorentino, evento duro di Graffeo, ma sul pallone guadagna anche il possesso. Interisano. Poi Chinnici lascia scorrere il pallone. Tempo dentro Vivarelli, fuori Fiorentino. Vediamo come tocca il primo pallone, lo tocca bene Vivarelli, scambia con la Fiora, poi va giù con Graffeo, non c'è nulla. Franco va sul destro, salta bene Franco, Liuzza spinge perfettamente. Poi la Fiora si lamenta, forse con Franco o forse con la sfortuna per il tiro che non è entrato in precedenza. Tempo è pronto Gennaro per la Fiora, ci sarà spazio anche per Danilo Alario. Interisano, salta Vivarelli, calcia verso la porta, Faia ancora una volta è bravissimo a rispondere, per lui un gol ma anche diverse parate. Sparaci, intanto palla dentro, imbucata con Faia, ancora una volta va in presa bassa sulla punta, tentata e non riuscita. Chinnici sbaglia il passaggio, l'anticipo ottimo, Franco la tocca, Vivarelli, Franco c'è dall'altra parte la Fiora, lo serve adesso, la Fiora può calciare, la Fiora, Calogero Liuzza para, poi con l'esterno ha provato a svedere il pallone e non ci è riuscito, vicinissima alla tripletta la Fiora, poi con l'esterno Faia facendo quasi di prendere il pallone, poi è una finta e dunque batte la rimessa dal fondo. Dentro Gennaro, nel frattempo si riscalda anche Nicchia. Forse avrebbe meritato un po' più di minuti Nicchia. Vivarelli. Buona giocata, allarga verso Gennaro che cerca la porta, non la trova. Oggi per Gennaro nessun gol ed è una notizia perché solitamente fa sempre gol il 22. Vivarelli sbaglia il dribbling, forse non può rischiare per una giocata così. Interisano su Franco che in una bocca le finte e poi bisogna pure una rimessa laterale.
Dicevamo, Gennaro è un giocatore che quando gioca segna sempre. Oggi però forse anche un po' meno minutaggio. Gennaro, tacco illuminante per Vivarelli, l'ultimo tocco però sembrava di Interisano e infatti è calcio d'angolo. Gennaro non ha fatto gol, però tanti buoni palloni per i compagni, l'assist sicuramente per Fiorentino è il migliore, poi Franco cicca un po' la conclusione, era una buona palla di Luca Vivarelli. Chinnici alle spalle di Interisano, poi una trattenuta ma si continua, Gennaro apparecchia verso Vivarelli che vuole il dribbling, Raffeo lo capisce, chiude l'esterno. Tempo Nicchia è pronta a entrare, Chinnici cerca la porta, c'era Gennaro sul secondo palo e questa è una novità perché Chinnici da lì solitamente la passa e non soltanto lì. Gennaro vince il contrasto, Gennaro ancora mette sul secondo palo, Franco la riceve, guarda la porta, può calciare, vediamo, cerca invece un compagno, palla che non passa, si rimane sul 5-2. Tempo Nicchia, vediamo al posto di chi, probabilmente per Franco, tanto minutaggio oggi per il 14, ex Pioppo, anche Veco, San Martino, Delfini, su De Santis, insomma ne ha girate di squadre, in questo caso il 14, sempre facendo molto bene. Vivarelli spalla la porta, vuole un dribbling di troppo. Qui forse dovrà ripartire Vivarelli, infatti chiede scusa a mister Gentile, ma non è entrato bene Vivarelli, forse vuole dimostrare qualcosa perché oggi poco minutaggio e in quel poco vorrebbe fare qualcosa per impattare il match, però infatti viene chiamato dai compagni dicendo scarica prima il pallone, gioca più tranquillo. Poi Gennaro va in contrasto, ruba il pallone tutto regolare, si autolancia, Gennaro apparecchia verso proprio Vivarelli e sul mancino poi si scontra con Interisano, ma non c'è nulla. Chinnici per Franco, scivolata ancora del 9, fatto bene il 9, l'abbiamo detto. Vivarelli, Chinnici, finta centrale, sbaglia Chinnici, poi si scontra con Sparacia, lo travolge, inevitabile, calcio di punizione. Dunque Nicchia al posto di Franco, vediamo se c'è spazio anche per Alario. Poi il dribbling, passa, palla che rimane lì, Gennaro riesce a fare toccare, poi Graffeo con la punta, spreca malamente l'occasione perché era una buona occasione. La palla probabilmente era uscita. Chinnici si complica tanto la vita a Lorenzo Chinnici, chiede scusa ai compagni. Poi Vivarelli si impegna per tenerla in campo e vede Nicchia che può partire. Nicchia mette dentro questa palla, Gennaro la chiedeva, Nicchia invece ha cercato la porta, non la trova per pochissimo. Bella parata di Liuzza. Vivarelli col mancino, palla che rimane lì, Interisano, vediamo se si autolancia, salta, Chinnici è molto veloce, Interisano fa via come una muraglia, si prende la pallonata, non batte ciglia e rimane 5 il risultato, ma che parata di Faia. Nicchia poi va dritto sull'uomo, sembrava fallo. Forse ci stava il calcio di punizione qui. Graffeo per Interisano, ancora una volta Chinnici a dargli fastidio. Calcio d'angolo, conclusione al volo, brutta. Parte di Sparacia. Andrà Graffeo a battere, c'è Liuzza vicino a lui che chiede il pallone, infatti si parte proprio dal portiere. Sparacia
Ancora Graffeo, palla centrale, non controllata. Nicchia bravo qui nella fase difensiva perché non ha permesso l'aggancio. Vivarelli con Sparacia, lo salta Vivarelli nettamente, cerca la porta, poi la palla rimane lì e l'ultimo tocco dovrebbe essere stato proprio di Vivarelli che fa 6-2, infatti saltano con lui, la chiude adesso Vivarelli. Ci ha creduto e ha ottenuto anche il gol. Vediamo se c'è qualche cambio. È entrato Capitanevo, va centrale verso i compagni con chi dice che non vuole fare girare il suo avversario. Interisano tiene botta bene verso Graffeo, però c'è un fallo prima. È già ammonito, Gennaro non deve fare chiaramente ingenuità. Ricordiamo il prossimo match importante contro il Pioppo Futsal, quello che sarà un vero e proprio scontro per la vetta della classifica. Andrà forse Interisano, vediamo. Conclusione, doppia, tripla, quadrupla deviazione, l'ultima di Chinnici. Di calcio d'angolo, tutta corta, palla che rimane, li fai ancora come un gatto questa volta. Nicchia, poi Vivarelli e se escono bene dalla pressione, poi palla mancina verso Nicchia con la punta, anticipa Liuzza, grande palla di Vivarelli e poi gol di Nicchia. Ma quanto sono forti questi under rosanero. E per Nicchia questo è il terzo gol. Per Vivarelli sono 4, un gol anche per Danilo Lario, ma gli under brillano e come. Palla centrale, poi vai in incontro, non la tocca questa volta. Gennaro si gira divinamente, poi scivola. Interisano si autolancia, ma Vivarelli fa una grande chiusura, è tutto bene in partita Luca Vivarelli, che forse dopo qualche errore adesso poteva passarla prima. Nel frattempo non è più entrato Pisani, che nel frattempo non ha visto campo. 7-2 risultato, 5 gol di scarto. Interisano cerca la porta, trova però Lorenzo Chinnici, sempre finta e va sul mancino. Nicchia può puntare, mette dentro per Gennaro, apparecchia Vivarelli, Liuzza si accartoccia su se stesso, poi Chinnici cerca l'anticipo, poi ci ripensa, fa anche bene. Manca un minuto adesso. Chinnici, Gennaro fa sportellate, poi Nicchia prova a rubare questo pallone. Sto bravissimo Nicchia poco fa con la punta, lo meritava anche nel primo tempo con un tiro stampato poi sul palo. Faglia per la velocità di Gennaro che la tiene in campo. No, non la tiene in campo, però sotto lo sguardo di Mirko Valenti, fotografo. Sarà quindi rimessa tra le minuto 60 di gioco e va bene così, perché vince il Palermo Futsal Club, vince con il risultato di 7-2 contro il Sicilia Futsal e adesso è sempre più primo in classifica. Una grande prestazione di forza, soprattutto quella della squadra di Mister Gentile. Servivano delle risposte soprattutto da capitano La Fiora, sono arrivati oggi con una doppietta pregevole, gol anche per gli under, Vivarelli, Nicchia, buona gara soprattutto di Nazareno Franco, Faglia con il gol. Che partita, diciamo che oggi trovare un migliore in campo è veramente molto molto complicato. Noi siamo un po' più diplomatici, diciamo migliore in campo Mister Gentile, e così mettiamo tutti d'accordo. Come sempre vi ringraziamo per averci tenuto compagnia. Qui da Marco Genduso di Sportisini è tutto, vi ringrazio e alla prossima.